Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Allarme e paura per la salute a Città Giardino, nel siracusano, dopo la pioggia sporca caduta sull'abitato. Probabile all'origine una fuoriuscita di idrocarburi dal vicino petrolchimico di Piriolo. Fari puntati della magistratura. Nuova tornata di interrogatori per l'equipaggio del Basian. Gli investigatori esaminano adesso i comportamenti del secondo ufficiale e del marinaio di guardia. Domani torneranno a casa le 3 hostess di bordo. Pedofilia in chiesa, chiede ai nostri microfoni le dimissioni del vescovo di Piazza Armerina, il giovane che è stato vittima degli abusi di Don Rugolo. Intanto a Enna, dopo lo sciopero della messa, i fedeli preparano la panchina viola contro gli abusi. Catania, rivolta contro la differenziata. San Cristoforo, montagne di immondizia a ogni angolo. Nella città quartieri divisi a metà tra quelli che fanno regolarmente la raccolta e gli altri invece che alimentano le discariche abusive. Palermo, nuove proteste dei detenuti del carcere Pagliarelli. 3 reclusi sono rimasti tutta la notte sul tetto dell'istituto penitenziario per manifestare contro le recenti perquisizioni. Il sogno americano di Stefania, dalla Sicilia a New York verso un corso esclusivo per insegnare danza. L'abbiamo incontrata a Riposto, paese d'origine suo e di Franco Battiato, cui era molto legata. Calcio, in Serie B Palermo in cerca di riscatto dopo la falsa partenza. Rosanero in campo stasera a Cremona per il turno infrasettimanale con la Cremonese. Calciomercato, ultimi giorni di trattative frenetiche. In Lega Pro il Catania è impegnato a bilanciare entrate e uscite per far quadrare i conti e sfoltire un organico fin troppo lungo. Bentrovati. Nuova tornata di interrogatori per l'equipaggio del Basian, il veliero di lusso colato a picco lunedì scorso a Porticello. Gli investigatori adesso riesaminano i comportamenti del secondo ufficiale e del marinaio di guardia. Domani torneranno a casa le 3 hostess di bordo. Manlio Viola. Sarà nuovamente interrogato nel pomeriggio James Catfield, il comandante neozelandese cinquantenne del Bayesian, già iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi accusatoria di disastro navale e omicidio plurimo colposi. Gli verranno poste nuovamente le domande sulla posizione della deriva mobile della nave, sull'apertura dei portelli laterali, sui tempi in cui è stato lanciato l'allarme e su tutte le azioni compiute nei 32 minuti dall'arrivo del nubifragio all'affondamento del veliero. Nel secondo colloquio, quando il comandante è passato da persona informata sui fatti ad indagato, l'interrogatorio è stato sospeso per l'assenza del difensore. È probabile che oggi Catfield si avvalga però della facoltà di non rispondere. Nessuna decisione è stata invece fino ad ora notificata al secondo ufficiale e al marinaio di guardia quella notte, che potrebbero essere gli altri 2 indagati di questa vicenda, così come non è stato ancora determinato se gli avvisi di garanzia partiranno anche alla volta dei vertici della società armatrice. Ieri sono stati ascoltati per ore gli altri membri dell'equipaggio, ai quali sono stati restituiti però alla fine i passaporti. Le prime a lasciare la Sicilia saranno probabilmente domani le 3 hostess di bordo che stanno organizzando il rientro in patria. Intanto è arrivata la prima bozza del piano di recupero dell'imbarcazione ad opera dell'armatore. Non ci sono ancora i dettagli, ma si sa che si procederà preliminarmente allo svuotamento dei serbatoi, che contengono ancora 18.000 litri di carburante. L'operazione verrà condotta con pompe idrovore di profondità da una ditta specializzata. Solo dopo aver messo in sicurezza l'area dal pericolo di inquinamento si studierà il modo migliore per recuperare il relitto. All'indomani dello sciopero della messa, che ha coinvolto decine di fedeli a Enna, parla Antonio Messina, il giovane che è stato vittima degli abusi di Don Rugolo. Il vescovo si dimetta, protesta. Intanto arriva la panchina viola contro gli abusi. Gerry Italia.
La vicenda legata al caso Rugolo, che ha visto il sacerdote ennese condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata su minori, sta scuotendo profondamente la comunità ennese. Dopo lo sciopero della messa che ha coinvolto decine di fedeli, torna a parlare anche Antonio Messina, il giovane archeologo che di Rugolo fu vittima e che commenta così la grande mobilitazione popolare contro i silenzi assordanti della diocesi. Io credo che il movimento di contestazione che si è fatto sentire lo scorso giovedì da parte di credenti e non credenti sia un vero e proprio punto di arriva, di una presa di consapevolezza, la forte necessità da parte della comunità locale di prendere una posizione contro le responsabilità del vescovo Gisana e dei sacerdoti che sono stati legati a Rugolo e quindi che hanno contribuito alla copertura degli abusi. Antonio, che all'indomani della sentenza fu il primo a puntare i riflettori sui silenzi del vescovo Rosario Gisana e dell'intera curia, si augura che i segnali di risveglio che arrivano da Enna possano espandersi in altre realtà della diocesi. È importante il segnale che può arrivare da una forma di contestazione pacifica, rispettosa dei luoghi e anche delle funzioni religiose, ma che manda un chiaro segnale che noi non accettiamo in alcun modo che persone coinvolte nelle coperture degli abusi continuino a svolgere tranquillamente, nell'indifferenza talvolta generale, il loro ministero. Secondo il giovane archeologo è tempo che la diocesi ammetta le proprie responsabilità e che Gisana adesso pensi alle dimissioni. Mi auguro che il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, se ha a cuore la comunità diocesana, liberi la diocesi dalla sua presenza. Credo ormai ingombrante, ma non solo per la mia di persona, ma quantomeno per una comunità che io ritengo essere allo sbando. Catania, a San Cristoforo, montagne di rifiuti e discariche abusive che alimentano la presenza di topi, di insetti e così via. I residenti accusano chi non fa la differenziata, ma in molti casi c'è chi viene da fuori e getta la spazzatura al volo lanciandola dal finestrino della macchina. Simone Mazzone. Catania città dei controsensi. Se questo è il comune dove si paga la tassa sui rifiuti più cara d'Italia, però è anche quello dove su interi quartieri la sporcizia campeggia indisturbata. Ecco cosa accade in quartieri come San Cristoforo, alle spalle di via Plebiscito, zona via del Principe e traverse limitrofe. Se proprio via del Principe è stata ripulita dagli operai Gemma in mattinata, perché le altre strade come via del Faro che la intersecano sono in queste condizioni? Questa è via Vivaio, interamente ricoperta di sacchi di spazzatura. Le auto passano a stento. Non si passa, stiamo fedendo a Catania. Il quartiere è diviso a metà, raccontano alcuni residenti, tra chi fa la raccolta differenziata e chi invece contribuisce ad alimentare le discariche abusive. Metà facciamo la differenziata che se la portano a mattino e metà no. E la zona è invasa da topi e da ogni tipo di insetto. Mio figlio di 2 anni è stato morso da un insetto all'orbita dell'occhio e siamo stati in ospedale, pronto soccorso. I residenti chiedono che venga installato un sistema di videosorveglianza in tutta la zona, visto che molte auto e furgoni di passaggio scaricano rifiuti, anche al volo. Non è che siamo noi che buttiamo la spazzatura qua, c'è magari gente fuori zona dove non la buttano più, dove abitano loro la portano qua. Questa persona racconta che non si vedono più gatti in giro, hanno paura dei topi. Siamo pieni di topi, pienissimi. Qua la notte passano le macchine, aprono il finestrino, fumo e buttano. Là l'abbiamo pulito noi, in quell'angolo là. I topi a tempesta. Veleno non sappiamo quando ne abbiamo buttato, abbandonati dal comune, non buttano il veleno, non fanno disinfettazione, niente. Non sono soltanto i forestieri che scaricano rifiuti. Un operaio di un immobile dove vi sono lavori in corso ha atteso che spegnessimo le telecamere per gettare questo sacchetto colmo di materiale di risulta. Nel Ragusano caccia gli autori di una rapina all'ufficio postale di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, che all'alba hanno sfondato l'ufficio postale, come vedete, manovrando questo escavatore e portando via la cassaforte. I malviventi durante il colpo hanno minacciato con le armi i gestori di un bar vicino, intimando loro di non utilizzare i cellulari e di non filmare la rapina. Palermo, nuova protesta dei detenuti del carcere Pagliarelli. 3 reclusi sono rimasti per tutta la notte sul tetto dell'istituto penitenziario per manifestare contro le recenti perquisizioni. Marco Gullà.
Proteste, perquisizioni, tensioni. Le carceri palermitane ribollono di rabbia e malcontento da parte dei detenuti. Al carcere Pagliarelli 3 detenuti da ieri all'ora di pranzo sono saliti sul tetto dell'istituto per protesta. Chiedevano di essere trasferiti. Sono carcerati che si trovano nello stesso reparto al centro in questi giorni di perquisizioni da parte degli agenti della polizia penitenziaria alla ricerca di telefoni cellulari. Sono rimasti sul tetto tutta la notte e solo stamattina sono scesi. Sono stati impegnati in queste lunghe ore diversi agenti della polizia penitenziaria che non hanno mai perso di vista i 3 detenuti. Nei giorni scorsi invece una cinquantina di carcerati hanno protestato per alcune ore nel cuore della notte, sempre nello stesso reparto dopo una perquisizione. Celle sovraffollate che diventano bombe ad orologeria a causa anche del forte caldo, scenario identico anche a Lucciardone, dove ieri c'è stata la visita del deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. C'è una sezione problematica, la nona sezione, dove c'è una tale affluenza di detenuti delle più diverse specie che danno molti problemi. Ancora 2 giorni fa un detenuto ha tentato il suicidio. Umanizzare le carceri significa costruirle, ma significa ristrutturarle come è stato fatto a Lucciardone con alcuni padiglioni. Altro problema, la mancanza di personale che aggrava una situazione già incandescente. Allarme e paura per la salute a Città Giardino, vicino a Siracusa. Il giorno dopo la strana pioggia oleosa caduta sull'abitato a 2 passi dal polo petrolchimico. Sull'inquietante vicenda riflettori puntati della magistratura. Francesco Aloi. Stiamo rendendo conto che questa industria effettivamente inquina. Siamo consapevoli che abitiamo in un posto che è inquinato e siamo circondati dall'industria. Chi abita vicino al polo petrolchimico non ce la fa più. La strana pioggia caduta nella notte tra domenica e lunedì è soltanto il sintomo più evidente di una zona che qui tutti definiscono inquinata. Che siamo abbastanza stanchi di sentire gli odori che si sentono, le puzze e quello che non si vede. Neanche per il futuro che ci può lasciare questo inquinamento che c'è, perché non se ne può più. Quindi anche voi giovani siete preoccupati? Certo che uno è preoccupato per il futuro. Sopportiamo questa raffineria che ci avvelena, specialmente di notte, quando tutti dormiamo, loro aprono le valvole. Solitamente accade la notte, ma anche adesso c'è un odore davvero sgradevole, per non dire puzza. Sarà difficile rimuovere queste macchioline marroni, gocce di una strana sostanza cadute a Città Giardino, frazione di Melilli, arrivate anche nella zona nord di Siracusa. Sono stato colpito come tanti altri da questa pioggia, che aspettavamo una pioggia rinfrescante, invece abbiamo subito questa pioggia di non sappiamo di che tipo di materiale oleoso, catrame. Goi Energy parla di sfiaccolamento imprevisto e incidentale con il prodotto idrocarburico che sarebbe uscito da una colonna degli impianti sud, ma l'ARPA ha eseguito i campionamenti e la procura ha puntato i riflettori sulla vicenda, caso che è arrivato fino a Roma. Antonio Nicita, senatore del PD, ha depositato un'interrogazione ai ministri Pichetto Fratin, Urso e Schillaci. La situazione che si vive tra Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa, il cosiddetto quadrilatero della morte, diventa sempre più preoccupante. Buone notizie per chi in questi giorni si sposta in auto per lasciare le località di villeggiatura. Il prezzo dei carburanti continua a scendere rispetto all'estate scorsa. La benzina Self ha raggiunto i minimi dal 30 gennaio, 1,811 euro al litro. Il diesel, sempre Self, è venduto invece a 1,686 al litro, dati forniti dall'osservatorio prezzi del Mimit. Dopo ore di ricerche e di apprensione è stato ritrovato per fortuna sano e salvo dai carabinieri in campagna nella zona di Muxarello il bambino di 7 anni che si era smarrito nel tardo pomeriggio di ieri ad Aragona, nell'Agrigentino, mentre giocava davanti a casa a una villetta isolata. Il piccolo sta bene, i genitori sono rasserenati e lo hanno potuto riabbracciare.
Un righello per misurare le nuvole, un drago con cui lottare, simbolo della ragione, l'amore di una madre che prepara il bambino per il futuro. Sono le raffigurazioni delle 30 opere murali dislocate fra il centro e la periferia di Ragusa, che fanno del capoluogo ibleo un punto di riferimento per gli appassionati della street art. Veronica Barbarino. Figurazioni fantastiche, scene cariche di romanticismo, figure stilizzate e surreali, sorprendono sia il cittadino che il viaggiatore ad ogni angolo. 30 murales, vere e proprie opere d'arte di grandi dimensioni, colorano la città di Ragusa rendendola ancora più accattivante da visitare e da esplorare. Il capoluogo ibleo per 5 edizioni è stato protagonista di festival, rassegna internazionale itinerante di arte pubblica che negli anni e nel rispetto di spazi collettivi e identità locali ha trasformato la città in un museo a cielo aperto e meta di riferimento per gli appassionati di street art. Artisti provenienti da tutto il mondo hanno cambiato volto a diversi scorci della città e opera dopo opera ridato vita a piazze anonime e palazzine stanche. Il tutto con metodo e pensiero, lavorando sui muri come fossero immense pagine bianche, piene di scrittura e di immaginazione. Una donna che è intenta a pulire una vetrata, nel riflesso del proprio sguardo sembra riscoprire se stessa. Una mamma che allatta al seno un neonato, simbolo di accoglienza. Un righello per misurare le nuvole e altro ancora ridisegnano il tessuto urbano e tracciano una nuova mappa di bellezza sul territorio. Davvero affascinante tutto questo a Ragusa. Oggi l'ultimo saluto a Bruno Arena, morto domenica pomeriggio in un incidente sulla A18, stava tornando a Catania da Messina, dove aveva partecipato a un torneo di pallanuoto. I funerali nel pomeriggio nella chiesa di San Marco a Tremestieri Etneo. Il sogno americano di Stefania, dalla Sicilia a New York per un corso selettivo ed esclusivo per insegnare una particolare tecnica di danza. Sono 2 soltanto le docenti italiane sulle 12 provenienti da tutto il mondo. Tonino De Mano ha incontrato Stefania a Riposto, che è il suo paese di origine e anche di Franco Battiato, cui era molto legata. Vediamo. In punta di piedi, da Riposto a New York, passando per Roma, Milano e Londra. Il sogno americano di Stefania Previtera, danzatrice e insegnante di danza contemporanea, è arrivato dritto a Manhattan con un corso esclusivo e selettivo al Merce Cunningham Trust. In 12 provenienti da tutto il mondo hanno varcato i cancelli degli studios americani, un prestigioso riconoscimento per Stefania, nata e cresciuta nello stesso paese di Franco Battiato. Passione, sacrifici e rinunce e un solo obiettivo: danzare e insegnare l'arte della danza. Ho avuto un contatto diretto con chi ha danzato per lui, quindi sono riuscita anche ad ascoltare i loro racconti, a vivere l'emozione di chi ha conosciuto Merce, quindi è stato incredibile. Eravamo 12 da tutto il mondo, quindi Stati Uniti, Barbados, Australia, anche dall'India e poi 2 italiane, solo 3 europee e tra queste 3 c'ero io. L'arte con la A maiuscola, spesso detto, è nomade. Tu ti senti nomade? Mi sento nomade, sì, ma come vedete poi torno sempre a casa. Incontro non casuale in piazza Arcidiacono, dedicata all'indimenticato cantautore, dove Stefania ha concentrato il suo mondo o il suo centro di gravità permanente. Franco è stato per tutti noi un personaggio importantissimo, lo è tuttora, si respira per le strade di Riposto la sua musica, la sua arte e quindi sono felicissima da ripostese di continuare questa strada artistica. Un passo della sua canzone dice: voglio vederti danzare, non è che si riferiva a te? E chi lo sa, magari sì. In bocca al lupo a Stefania Previtera da Riposto a New York. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la voglia di riscatto del Palermo che stasera torna in campo a Cremona e poi il calciomercato delle siciliane DC. Vi aspettiamo, state con noi. Eccoci al calcio, dopo 2 sconfitte consecutive il Palermo stasera torna in campo per affrontare nel turno infrasettimanale la Cremonese, un'altra trasferta per il rosanero. Marco Gullà.
Un inizio così negativo in campionato dopo la vittoria a Parma in Coppa Italia era quantomeno difficile da pronosticare. Il Palermo in 2 trasferte, Brescia e Pisa, ha fatto notevoli passi indietro, non collezionando nemmeno un punto e neanche un gol all'attivo. Stasera si torna in campo nel terzo turno di B, Rosanero allo Zini contro la Cremonese, un'altra trasferta per permettere di proseguire i lavori di manutenzione al Barbera, un'altra gara dal coefficiente di difficoltà molto alto. I grigiorossi, seppur non abbiano iniziato col botto, sono comunque solidi e candidati alla promozione. Questo è quello che vogliamo, giocare subito. Quando il risultato non è positivo, la cosa migliore è preparare, pensare subito a una partita successiva e che ti dà l'occasione di riscattarti. Poi, come ho già detto in conferenza post partita, l'allenatore per certi aspetti deve scindere prestazione e risultato, però se fai prestazione devi raggiungere anche il risultato, perché col Pisa non posso dire che la prestazione sia stata negativa, il risultato è stato molto negativo, è stata una conseguenza di alcuni errori abbastanza importanti che non ci hanno permesso di raggiungere il risultato. E stasera Dionisi dovrebbe cambiare qualcosa. In difesa non ci sarà né Del Ciauro, infortunato. Al suo posto dovrebbe esserci Ceccaroni. In avanti potrebbe scattare la titolarità per Di Mariano assieme a Brunori e Di Francesco. A centrocampo out Saric, non convocato per scelta tecnica. Da ieri ufficiale l'arrivo del difensore turco Bania dal Trabzonspor. Serie C nel posticipo, pari in rimonta per il Trapani che acciuffa il Foggia all'ultimo assalto grazie a un colpo di testa di Lescano. Allo Zaccaria finisce 2-2, Tonino De Mana. 3 pareggi su 3 per le siciliane nella prima giornata del campionato di Serie C. Ad unirsi alla comitiva dell'X ci pensa il Trapani che nel posticipo acciuffa il Foggia all'ultimo respiro. Allo Zaccheria finisce 2-2 ed è comunque un punto che soddisfa la formazione isolana. Apre le danze al minuto 23 e Mausso che approfitta di un errore difensivo degli ospiti per battere Seculin. Si va avanti a fiammate con i pugliesi che cercano il raddoppio ma che allo scadere della prima frazione vengono ripresi da Canutè, ben assistito da Caric. All'inizio del secondo tempo i padroni di casa tornano in vantaggio con un autogol di Sabatino che si ritrova addosso il pallone dopo una respinta di Seculin. Il Trapani non ci sta e si spinge in avanti nel tentativo di pareggiare. L'occasione buona capita al 74esimo sulla testa di Canutè che però non inquadra la porta. E la porta la inquadra e come proprio all'ultimo assalto Facundo Lescano che sigla la rete del definitivo 2-2 che fa esplodere di gioia la panchina ospite e non solo. 4 giorni alla chiusura del calciomercato per le siciliane, corsa alla conclusione di alcune operazioni. Il più attivo necessariamente il Catania. Francesco Triolo. Gli ultimi 4 frenetici giorni di calciomercato, soprattutto in Serie C, per chi deve fare quadrare i conti tra entrate ed uscite deve sfoltire un organico fin troppo lungo. Il caso è quello del Catania, dove il direttore sportivo Daniele Faggiano deve operare almeno 8 operazioni in uscita, poco meno in entrata. Alcuni affari sono solo da annunciare, come Bualla Carrarese per Raimo, oppure Cianci alla Ternana, con un'uscita in prestito ed obbligo di riscatto in caso di promozione in B. Un altro accordo solo da ratificare è quello di Curado all'Ascoli. Poi si potranno tesserare giocatori, alcuni come Lunetta e Guglielmotti che attendono da quasi un mese. Jimenez e Montalto sono già a Catania da giorni, ma serve almeno un altro attaccante, uno da maglia titolare sino a venerdì. La caccia è su quel profilo. A Trapani battuta la concorrenza di Perugia, Ternana e Benevento per Luigi Silvestri, il difensore palermitano ex Cesena dovrebbe firmare giovedì ed aggregarsi ai nuovi compagni. Per la difesa, la società del presidente Antonini si è fiondata anche su Patrick Enrici, difensore centrale del Taranto, che sembrava ormai ad un passo dall'Avellino. Trattativa frenata dalla richiesta dei pugliesi che non accettano contropartite tecniche. Sono 2 invece i movimenti attesi in casa Messina, entrambi over, uno a coprire il buco, anche d'esperienza nello spogliatoio lasciato dall'addio di Domenico Franco che ha preferito accasarsi al Picerno, ed un altro è il reparto offensivo dove nonostante la doppietta e la buona prestazione contro il Potenza, il solo Anatriello non può bastare da decidere chi uscirà tra i giovani che non avranno posto nella lista dei 23. Siamo sicuri che la rivolta contro la differenziata a Catania sia colpa dell'inciviltà di un popolo refrattario a ogni regola, che la città è ostaggio degli zozzoni, come denunciano i quotidiani? Certo, una componente di maleducazione e menefreghismo tra i cittadini c'è e conta, ma
Domanda, non è che si tratta soprattutto di cattiva se non di pessima organizzazione del servizio? Che cos'è questo vomitevole paesaggio di chilometri di sacchetti lasciati lungo le strade, davanti alla porta di casa, la sera? Un giorno il vetro, un altro la plastica e in mezzo, ovvio, pure l'indifferenziata messa lì di nascosto. Ma dove siamo? In quale paese industrializzato, europeo, civile, la differenziata si fa così? Ma non scherziamo. Occorrono i cassonetti, cioè gli scarrabili, distinti materiale per materiale e piazzati in ogni condominio, o se non ci sono i soldi nelle diverse zone di ciascun quartiere, a cominciare proprio dal così vituperato Lotto Centro, come si fa in 1000 altre città. I servizi vanno ben progettati e meglio realizzati, con tanto di campagna di informazione pubblica costante, per facilitare il dovere dei cittadini, non per vessarli e metterli pubblicamente alla berlina. È troppo comodo lavarsene le mani così. Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.